Restaurata e consegnata alla fruizione dei cittadini, la millenaria chiesa di San Giorgio nel cuore del centro storico di Agrigento è stata presentata alla stampa. Si tratta di un'anticipazione del FAI Marathon che si terrà il prossimo 16 ottobre nei luoghi della Frana di Agrigento a 50 anni dal triste evento. Presenti alla conferenza stampa coordinata da Don Carmelo Petrone, la sovrintendente Gabriella Costantino, Don Giuseppe Pontillo, il presidente del FAI Giuseppe Taibbi e l'assessore comunale Beniamino Biondi. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Don Giuseppe Pontillo ha rivolto un invito al Comune, un messaggio che ha consegnato nelle mani dell'assessore Biondi al fine di costringere i proprietari degli immobili del centro storico a metterli in sicurezza. Pontillo ha parlato anche del valore della chiesa di San Giorgio e del terrazzo con un panorama davvero magnifico, antistante l'edificio che ha ospitato l'Istituto Gioeni, luogo di formazione, ha sottolineato Don Giuseppe Pontillo, per il 30% degli agrigentini. Don Giuseppe, come si è arrivati a recuperare la chiesa di San Giorgio? È stato un lavoro d'intesa tra l'Arcidiocesi e l'ente proprietario della chiesa di San Giorgio, che è l'Opera Pia Gioenina. L'Arcidiocesi, con un progetto presentato alla Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto avere una parte del contributo e l'altra parte sempre l'Opera Pia. Era un atto doveroso nei confronti della memoria della città di Agrigento. La chiesa di San Giorgio annessa all'Opera Pia Gioeni, per dirla con la memoria degli agrigentini, il luogo dei Salesiani, è molto cara proprio ad Agrigento, perché qui in questo luogo tante generazioni si sono formate. Allora questo intervento ci è servito per riqualificare naturalmente la chiesa e riproporla per la fruizione. Per la gestione avete in mente qualcosa? Rimarrà sempre sotto la tutela dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia, sarà posta all'interno del circuito Arte e Fede perché dovrà essere valorizzata, poi per le forme gestionali di apertura al culto o non apertura al culto questo è demandato alla Commissione Bene Culturale con il Vescovo che poi darà le opportune indicazioni. C'è un progetto per quanto riguarda il restauro del portale, che è uno dei più importanti della città, ma noi abbiamo anche lavorato al quartiere appunto del Rabbato, alle chiese del Rabbato, con importanti progetti che già sono stati realizzati sia alla chiesa della Dolorata, sia alla chiesa di Santa Croce e Santa Caterina, che apriremo, che sarà inaugurata a breve, che è un progetto finanziato con i fondi europei e che risale addirittura al primo progetto nel 1993. Un altro gioiello della storia di Agrigento si scopre questa mattina. Sì, assolutamente, siamo ovviamente felicissimi, vogliamo ringraziare la Curia e tutti coloro i quali hanno collaborato perché apriamo una chiesa che ha circa 1000 anni, ma lo apriamo perché presentiamo anche la nostra FAI Marathon. La FAI Marathon c'è in tutta Italia, 150 città sono interessati, si terrà il 16, e cioè domenica prossima, e apriamo un itinerario all'interno del centro storico che mette al centro proprio questa splendida chiesa. Quindi il ruolo del FAI in questa, appunto, riguardo questa chiesa? Riguardo questa chiesa è quello di farlo conoscere. La FAI Marathon è una maratona con gli occhi e quindi facciamo un giro nel centro storico, nella zona interessata dalla frana, a 50 anni dalla frana, proprio perché vogliamo che i cittadini si innamorino e conoscano anche questa parte della città.